Tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica La partita della settimana. Ogni settimana andiamo a ripercorrere una partita, andiamo ad analizzare una partita che si giocherà nel fine settimana di campionato e analizzandone una del passato. E oggi ci fermiamo allo stadio Tardini di Parma, dove si giocherà Parma-Inter, andando a ricordare quello che è successo l'8 marzo del 1998. Si giocava anche lì Parma-Inter, era domenica pomeriggio, il Parma in corsa per un posto in Europa, il Parma di Ancelotti, l'Inter di Simoni a rincorrere la Juventus. C'era un trio in quel momento in testa alla classifica, o comunque nelle prime posizioni: Juventus, Inter e Lazio in piena rimonta. Parma-Inter è una partita complicatissima per l'Inter, anche perché l'Inter nei 7 precedenti a Parma, dal 90-91 al 96-97, non aveva mai vinto. L'Inter vincerà a Parma, mi ricordo benissimo, la prima volta a dicembre del 2002. Prima dell'ora non aveva mai vinto al Tardini, campo veramente stregato, e mai fu così stregato come in quella giornata. Parma-Inter è una partita molto piacevole, nonostante fosse una partita di alta classifica, e quindi si pensava a una partita bloccata, invece è una partita con azioni da una parte e dall'altra. All'inizio del secondo tempo l'Inter usufruisce di un calcio di rigore molto contestato dai giocatori del Parma. Sul pallone va Ronaldo, che è veramente la gemma di quella Serie A, giocatore davvero in quel periodo tutti i più grandi giocatori del mondo ambivano a venire a giocare in Italia. Ronaldo sta veramente devastando le difese della Serie A, segnando a raffica, ma quella volta si trova di fronte Gianluigi Buffon, che gli para il calcio di rigore, ma qui può essere anche normale, diciamo, un fuoriclasse contro un fuoriclasse, uno dei due ne esce comunque perdente. In quel caso esce perdente Ronaldo, ma le cose incredibili sono due di questa situazione. La prima, che io non ho più visto in nessun campo di calcio: Buffon para il rigore, la palla torna in campo nell'area di rigore, il Parma la libera, ma comunque è ancora in gioco, e Buffon si disinteressa completamente di quello che sta succedendo, si gira verso la curva, si attacca al palo, sale sul cartellone pubblicitario che c'era dietro, si aggrappa al palo ed esulta. Io me la sono riguardata anche proprio prima di parlarne. Ho pensato: ma se il Parma perdeva palla e la riprendeva l'Inter, segnava a porta vuota con il portiere che nel frattempo era aggrappato ad esultare, forse magari c'è qualche tifoso dalla curva che gli faceva segno di voltarsi, perché c'era ancora il pallone in gioco. A quel punto comunque il Parma capisce di poter vincere quella partita, la vince grazie a un ex al contrario, perché noi sappiamo che poi Hernan Crespo andrà all'Inter, ma all'epoca non lo sapeva ancora nessuno. Al 78esimo, su un'azione di calcio d'angolo, Crespo una palla che balla in area di rigore la inchioda sotto la traversa di sinistro. Il Parma vince 1-0 e batte l'Inter, e tra l'altro quella sconfitta lì costa momentaneamente il secondo posto all'Inter, perché la Lazio in serata batte la Roma 2-0 nel derby della capitale e sorpassa l'Inter al secondo posto. Adesso vi leggo anche la classifica. L'altra cosa incredibile è che l'anno dopo Parma-Inter finisce 1-0, 3 volte di seguito è finita 1-0 Parma-Inter, 96-97, 97-98 e 98-99, ma nel 98-99 succede la stessa cosa che succede qui nel 97-98, cioè vince il Parma 1-0, gol di Fuser, e l'Inter sbaglia un rigore. Quella volta sbaglia Roberto Baggio, credo che prese il palo o calciò fuori, non parò Buffon, ma comunque rimase imbattuto anche quella volta. Così abbiamo analizzato 2 partite e mezzo, se non 3, in questa giornata. Guardate qui, c'è Buffon che tra l'altro a fine partita si toglie la maglia e ha la maglietta di Superman, che poi metterà spessissimo anche sotto la maglia da portiere, ma quella è la prima volta che tutti vedono quella sottomaglia, che tra l'altro diventerà anche commercialissima, era in vendita in tutti i negozi anche di articoli sportivi. C'erano tantissimi ragazzi che la acquistavano, come il merchandising che si fa veramente con niente.
c'è con niente, insomma, con, nato casualmente. E guardate la classifica che vi faccio vedere adesso: Juventus 52, la Juventus aveva pareggiato a Udine con un gol di Del Piero al 90esimo, Lazio 48, Inter 47, il Parma si porta al quarto posto a quota 44. Non so se riuscite a leggere bene la classifica, certo non è scritta molto grande, ma penso che possiate comunque leggere qualcosa. Siamo all'8 marzo del 1998, vi faccio vedere anche un pezzetto di quella partita. Non si vede il calcio di rigore purtroppo, ma si vede il gol di Crespo, si vede anche Udinese Juventus e Milan Sampdoria 1-0, gol di Zighe, una delle pochissime vittorie del Milan in quella stagione, e qui c'è il gol di Crespo del Parma, di Parma Inter, di cui vi ho appena parlato. Alla fine della stagione il Parma arriva sesto e si qualifica per la Coppa UEFA, l'Inter invece arriva secondo, lo scudetto delle polemiche perso con la Juventus, abbiamo anche parlato qualche settimana fa di quello Juventus-Inter tra le polemiche, e vincerà la Coppa UEFA nella finale tutta italiana di Parigi contro la Lazio. E chiudiamo facendovi vedere le due squadre. Il Parma 97-98, eccolo qui, allenato da Carlo Ancelotti, e l'Inter 97-98, allenata da Gigi Simoni, che fu probabilmente negli anni 90 l'Inter più bella, a cui i tifosi sono più attaccati, anche se poi non ha vinto quello scudetto che tutti si aspettavano, ma è stata una squadra molto amata, e che devo dire giocava anche un calcio piacevole. Era probabilmente la squadra, insieme alla Lazio, che in quella stagione era più bella da vedere. Non era un calcio spettacolare, era comunque un calcio molto pratico, molto pragmatico, ma poi ci pensava Ronaldo veramente a deliziare gli occhi di tutti, anche di chi non era tifoso dell'Inter, con giocate veramente straordinarie. Ma c'erano anche degli altri ottimi giocatori, c'era Djorkaeff, c'era Pagliuca in porta, che era nel momento forse più alto della sua carriera, era maturo, era veramente un portiere molto molto affidabile. E questo è il ricordo di Parma Inter stagione 97-98. Vedremo come finirà questo Parma Inter. Certo, il Parma non è forte come all'epoca, lotta adesso per salvarsi. L'Inter è molto più forte di quella lì, è una squadra che ha imparato a vincere, quindi in questo momento il pronostico è veramente tutto dalla parte dei nerazzurri. Vedremo come finirà la partita. Quella era un altro Parma, un'altra Inter, un'altra Serie A, e veramente un altro calcio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, andate all'attacco e continuiamo così. Avanti tutta.